Buone domeniche, che l'amor, la pace e la fede dal Signore entri in te vostre chiese, tal vostre cure e che resti. Il Vangelo è quel di Marco. In che volte i vadogni di Gesù lebros e lo prendono glon dicendo: se tu vuelis, tu puedis smondeami. Sintinsi a stringe il cur, Gesù alla slungia della man, lo ha tocchiato e gli ha detto: sì, lo vuoi, che tu sei smondeato. A colpo la lebre si è slontanata di lui e è stato smondeato. Poi dopo con muse dure lo ha mandato via dicendo: viodi non di noi e di nessuno, poi presto va a fatti viodi dal predi e offrissi in testimonianze per l'orce che Mosè l'ha ordinato per tua purificazione. Ma quel, saltat fuori di lì, ha attaccata con taccenze soste e ha pubblicato il fatto di modo che Gesù non poteva più entrare libero in tune città, ma restava lontano dai puesti fuori di man. Con tutto quel, paratri, la gente correva di lui, di ogni bande. Il lebros era una malattia infettive, la che qui caliere all'infettava testim, di modo che i lebros avevano di essi a sta fuori dal paese, per non essere un pericolo per chi che erano sans. I lebros di conseguenza erano lontani dalla società, dal vivi comune. Terste stimpe erano lontani anche di Dio, perché? Perché la lebbra veniva considerata un castigo de bande di Dio. E il lebroso in pratica era un morto vivente. O può darsi in metti d'ogni no, anche il coronavirus, un momento, no? Ma che non stiamo lontani di chi altri se così in pericolo di un continuo sostegno se d'ogni fra di noi. Ma sono lebri anche interiori, per esempio, che di cori. Il lebroso veniva deformato, perdeva a tox il suo corpo, perdeva i denti, perdeva il naso, i sorelli. Così anche che cori non fa spiardi la vita, la perdi a tox per strade e senza sapere. Oppure anche la preoccupazione de facciate parchiatris, ecco, che non sono stessi in pratica, sono deformati di queste facciate proprio per spratesi che altri si hanno dai nostri riguardi. Insomma, ovvio bisogna anche noi divisarsi come che si è visato lui dal mal che viene intorno, perché lui si è visato e dopo ha avuto fiducia. E invece che i lebrosi avevano di berlà, quando vedevano un di berlà che va di via, no, lui va d'ogni e ovviamente anche noi di là d'ogni dal Signore, con la sua fiducia. Se tu vuelis, tu puedis smondeami. Poi bene, il Signore si è sentito stringere il cuore, perché lui avviò di noi, anche noi, come che l'ha veduto il lebroso in che volte, avviò di noi mazz di cori a tor, avviò di noi così stupis di no essi noi stessi, per essi che quelli che altri, avviò di noi sclavs, o di abitudini vecchi e brutti, oppure trattas di chiatris proprio, come in che non è degno di stare in mezzo di loro, lui che robischi i van al cur, veramente. Alla slungia della mano, al dischi, quando Dio slungia la mano, è per creare una vita nuova. E lo ha tocchiato, lui che non poteva tocchiarlo perché diventava impuro anche lui. No, lui ha slungia la mano anche verso di noi. E non stocchia e noi abbiamo bisogno estremo di essere tocchiati. E al dis che sti speraulis, sì, lo vuoi, che tu sei smondeato. Quel chi è il nostro Dio? Non è il Dio che ti astie, è il Dio che a lui viodinus biei, a lui netanus di tutte che porcarie che vin dentro, o di sens di colpe, o di pensieri che non savelissin, o di pensieri che non fanno provare che il malsta che viene dall'invidia, oppure
falliments che in te vite, un alle separate, che altri separate, e oi gust che tu sei dismondeato, oi gust che tu sepis che io o ti vuoi ben. Ecco, questi speraulis, no, quindi mettilis proprio, come quintri pes di tutti gli robis che a fasin sì che non nos si plasedin, di tutti gli robis che non nos fasin contents, perché il nostro Dio è che lì, e lo dice San Giovanni, le prime lettere, o podarin metti in pace il nostro cuore denandi lui, anche se avessi in qualche rimuars, perché Dio è più grande al nostro cuore. Ecco che speraulis lì che al dis alle bros sintindis che colin parsore di no, o i gust che tu sedis smondeato, o i gust di bioditi biel, di torna a fatti biel. E dopo con muse dure lo manda via. Perché con muse dure? Perché aveva creduto di essere un chiastiato di Dio con la lebre. Non è che lì Dio è un che ti ul ben, è un che a lui vioditi content, è un che al fas di tutto. Basta che tu lo clamis, basta che tu seppis che tu hai bisogno di lui e che lui al pues comoda la tua vita, il tuo cur netalu, emplalu di contentece. E allora lui lo manda dai predis per farsi fare il certificato. Ah no, non va dai predis, lui ha scoperto un altro Dio, un Dio che a lui lo ha fatto contento, che lo ha risanato, lo ha guarito. E non va dai predis. Il predis è in pratica un'altra religione che è di un Dio che ti il bene e vonde, a tutti i costi, sempre, in ogni situazione, e che se tu patissi, patisce anche lui, e che se tu patissi non è perché lui ti ha chiastiato, perché lui al patis se tu patissi. Questo è il Dio che ha scuviart e allora va a predichiarlo, senza soste al dis. Di modo che Cristo, al concludo così il Vangelo, non poteva mica entrare al paese, perché al contrario che lo aveva guarito, di conseguenza Cristo si era impacciato qui le bros e allora è diventato per loro impuro. No. Dio al chiappe su, o dicevi, il nostro male, tutta la porcaria che vinta al cur. Dio è il Dio de salvezza, è il Dio che lo aris, è il Dio tan buon che mai, tan buon che mai. Ho vinto scoviarsi che il Dio lì, anche noi che non sanno tutto al chiaf, tanti svolti, che Dio al chiastie, che Dio al pratin, che Dio arriva dome a volenus bene, metti in salta al chiaf. Allora come ho prego? Dal nome dal Pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signor, alle qualchedun che dice che il Covid tu non salas mandato tu. Ma stanta che svangeli, tu non tu sopportis che non vedi di sta lontans di chiatris e de vite. Tu patissis a viodinus impestas, non dome dal Covid, ma anche di tutti i intosseaments che nus inturgulissin il cure e l'anime, poris, sens di colpe, avviliments, dipendencis, stupidez, il nostri cori. Tu non tu sopportis di viodi dentri di noi la muse di Dio contose e disfigurate, e tu sei pronta a guarinus. Danus si voi par viodi i nestris mai, e danus la fuarce par vigni di te appreati, di guarinus, e po' alassati fa. O voressi in culto aiut, salta fur di cheschi malans, plui serens e plui contents, plui quiets e plui umans, e con te e con chiatris. Amen. Benon, che il Signore non si odi. Prendi dot, abbiodi i nostri sbagli, ti appassi sul serio, quanti i nostri ben. Noi vindici, ridi, viodi, c'è calè che non nos fa sta ben. E ho vendi clamarlo lui. Ecco, lui a lul guarinus. Attenzione, e non dome a lul, al pues guarinus. A ninla di lui, con fede.
Buine domeni e mandi.